posso fare, voglio fare oro che non tengo coscio pollo, ma non ce la facciamo, non sta. Filo, a papà tu, dai, già sentuta, già sempre con sto bamboloccio ma chi sto bamboloccio che metto? Io? E poi intustassi i cosci, capito che intustà? Papà, ma lasciatemi godere la mia libertà. Mi volete che la mia mogliettina non ci sta? Vuoi godere la tua libertà, la mogliettina non ci sta, allora tu non senti, non senti la voglia di starci vicino a questa mogliettina. Papà, non troppo vicina, la verità. Si sente un pochettino l'alito. Io dico sempre, shosh, ma sciuscialla però. Saranno quelle frittatine che lei continua a mangiare. Tu fai una cosa, all'insaputa sua, la devi purgare, sì. E poi ti voglio dire un'altra cosa, ma quando arriva sta cicogna, babbo tu. Oh, papà. Io voglio diventare nonno. Papà, non parlare di certe cose. Sta venendo, c'è uscita a lavorare. Sì. E lei non vuole parlare del peccato originale, ecco. Peccato, quando il peccato non si fa. Ma dimmi una cosa, ma tu a notte che fai? Dorme, papà. E lei? È sveglia. E cosa fa? Guarda me come dorme. Non va così, non va. Non andiamo bene. Tu da domani in poi, tu dormirai il giorno. E a notte resti sveglio. E già l'ho fatto, papà. E cos'è successo? Lei dormiva e io stavo sveglio. Ah, signore, tu lo devi sapere quello che papà tu ha fatto. Una notte, 100 donne, sempre sveglio. Povero paparino mio. No, perché così? Non dire niente a nessuno. Non dire niente a nessuno quello che tu sei. Ma io lo so. Sapevo tutte cose. Ma io lo so. Lo so. Ma stai incazzate. Quando viene la notte, sì, vicino mi trovo un uomo morto. Morto, sì, a notte. Che freddo. Che freddo. Che sento la notte. Che freddo, che senti la notte. Anche di giorno. Che freddo. Ah, che sta roccarasso. Mogliettina mia cara, Montesciuto, c'è una borsa d'acqua calda, no? Ma questo non lo dovevi dire, figlio mio, non lo dovevi dire. Hai affermato tutto, perché? Ti capisco e troverò tutto il momento che io riparerò questo impotente matrimonio. Papà, tu ti puoi chiamare anche masculona, ma io non faccio mucchiate. Non fa mucchiate. Io sono cattolica. Ma tu che capite? La mia è tutta un'altra idea che mi sta macchinando nella testa. Sei venuto, papà? Scemo proprio. Tu da domani in poi dormi, che una di queste notti verrà un altro a bussare il tuo cuore. Papà, e che faccio? Andiamo da là e dormi. Papà, è solo per una notte, viene a bussare il mio cuore. Se ti piace, ti fai abbonamento. Papà, hai colpiato. Mia è Hai tua. fatto sto filone. Tua la colpa è tua. E a dire e a pensare che a me l'uomo non mi piaceva. Ma aggiutarlo il giro che sto filoscio. Guarda, o vega e non lo prova. State calmi che c'ho adesso una telefonata intelligente. Sì, io già ce l'avevo macchinato, a me sono giorni 31, sempre 31. Papà, tu contrario. Ah, pronto? L'agenzia La Felicità, sì, sono signor Pascolone, avevo parlato a riguardo quella riparazione di matrimonio che mi serve uno stallone forte, sì, sta per arrivare, sento bussare la porta, verrò io subito a regolare in agenzia, non vi preoccupate, tutto a posto, grazie. Bravo, papà. Sto arrivando. Ma chi è? Buongiorno! Chi è il signor Mascolone? Io sono un mascolone. Io sono Stallone, detto cavallo. Oh mamma mia, Stallone, si uscito Stallone, mio figlio è Rambo 3. Papà, mettiamoli in prova. Prima chi sa dormire. A casa mia, prove non se ne fanno, si fanno i fatti. E faccio. Avete referenze? Sì. Sì. Papà, Sì. io tengo un buon presentimento. E come vai ai press? Dai, presso. Papà prende le sue precauzioni. È giusto. Allora, parlavamo delle referenze. Sì. Famiglia Cardillo. 2 gemelli, peso 1 chilo ciascuno. Ha fatto di l'uno. Famiglia Pesce. 3 gemelli. Arata capato. Peso mezzo chilo ciascuno. Ha fatto sottiletta, papà. E stottilette, e copriletto, figlio mio, chi l'ha fatto però? E
un chiacchiere, non voglio, allora pare ciccio bello, la mamma dove sta? Ah, non sta la mamma, lo chiamava pesce d'oro. Pure a me, mamma mi chiamava pescerore. Ma quali pescerore? Tutte e due, siete reggiuci. Hai ragione, non è tuttora quella che luce. Sono cose che succedono, con chi la voglia,